Attenzione, per la prenotazione dei vaccini partirà giovedì con over 80, disabili e fragili. L'annuncio oggi del presidente Zaia: i vaccini però arrivano in ritardo, Pfizer a singhiozzo, AstraZeneca soltanto giovedì. Centri vaccinali aperti per vaccinazione di massa fino a mezzanotte entro un paio di settimane. In futuro vaccinazioni anche in modalità drive-in. Zaia spinge sulla campagna, ringrazia i volontari. 400 anziani si rifiutano di partecipare alla campagna vaccinale nell'ULSS Pedemontana, un coro di no in una delle zone a maggiore concentrazione Novax. Le caratteristiche del Covid in Veneto: si è abbassata l'età media dei ricoverati, percentualmente è aumentato il numero di chi tra i ricoverati finisce in terapia intensiva. Arrestati gli autori della rapina della scorsa settimana ai danni di una 68enne di Noventa, padovana. Sono 2 italiani del posto, uno dei 2 la donna aveva affidato una camera tempo addietro. Spaccio di cocaina, marijuana in centro storico, veniva trasportata con i barchini dopo un anno di indagine, maxi operazione all'alba della Polizia di Stato. Oltre 850.000 voti online, oggi l'annuncio del logo ufficiale che ha vinto la competizione per rappresentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I vaccini sono in ritardo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Lo ha detto oggi il presidente Zaia: AstraZeneca doveva arrivare, invece l'arrivo è slittato a giovedì. Ecco come è stata ristrutturata la campagna vaccinale nell'idea del presidente: l'apertura dei centri vaccinali anche di notte e poi la modalità del drive-in. Un passaggio anche sull'accordo con i farmacisti. Ho chiesto ai direttori che ogni ULSS dovrà avere, chiudendo sta settimana l'operazione, dalla prossima, massimo dalla prossima, un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte, quindi vaccini di notte. Centri vaccinali aperti fino a mezzanotte, operatori arruolati nel futuro più prossimo anche per vaccinare in modalità drive-in come avvenne per i tamponi. Tutto questo un piano completo cui si aggiungono i medici di base. Qui la Regione ha affidato la fascia 70-79 anni e i farmacisti, per i quali si attenderà probabilmente Johnson & Johnson. È chiaro che la vaccinazione in farmacia, secondo me, è sicuramente auspicabile e prevedibile con Johnson & Johnson, quindi da quando ci arriva Johnson & Johnson, quindi dal 19 di aprile in poi, perché chiaramente una sola dose e anche perché comunque è un vaccino molto più maneggevole. Vaccini somministrati anche a Pasqua. Il portale da giovedì sarà aperto per 400.000 utenti, comprese le persone con disabilità. Vi annuncio già che le categorie saranno gli over 80, quindi gli over 80 e i fragili. Una pianificazione senza punti deboli, che rimane però appesa al filo, sottilissimo pare, della certezza delle forniture, da cui dipenderà anche l'avvio della campagna vaccinale nelle aziende. Il presidente Zaia ha annunciato i primi ritardi. Sembra che non arrivi AstraZeneca domani. Arriva giovedì. La fornitura Pfizer promessa per alcune ULSS non è arrivata, costringendole a chiedere aiuto ad altre. L'apertura agli accompagnatori over 65 vaccinati a centinaia in questi giorni invece è in scadenza. Lasceremo ancora questa settimana il tema degli accompagnatori libero, dopodiché quando si andrà a regime con la prenotazione dovremo chiedere che tutti si prenotino, perché a quel punto, l'avete visto, è un gioco da ragazzi prenotarsi. A breve il governo sarà chiamato a redigere il nuovo DPCM che entrerà in vigore subito dopo Pasqua e sul quale Zaia chiede condivisione massima con le regioni. La prossima settimana invece sarà convocato il tavolo con i farmacisti per applicare anche in Veneto l'accordo chiuso a livello nazionale. Non super fragili, 6 euro a inoculazione, e possono fare la vaccinazione, quindi possono effettuare l'inoculazione anche i farmacisti, previo questo corso che è stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo è il piano, questo è lo sforzo della Regione. Intanto centinaia di anziani hanno rifiutato la vaccinazione. Andiamo nel territorio della Pedemontana. Se da una parte c'è la corsa degli anziani e delle categorie a rischio verso una copertura vaccinale più ampia possibile, dall'altra c'è chi decide di rifiutarsi di partecipare alla campagna di vaccinazioni. Accade in modo consistente proprio nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana, dove sono molti gli anziani che hanno detto no alla chiamata da parte dell'azienda sanitaria. L'annuncio, una vera doccia fredda per chi si sta impegnando invece per arrivare quanto prima alla messa in sicurezza delle fasce più fragili della popolazione, arriva dai vertici stessi della Regione. Anche se vi devo dire che in qualche area, non so se volete sentire la Pedemontana, dottor Bramezza, noi abbiamo
più di qualche anziano che si rifiuta di fare il vaccino, che è un fenomeno insomma che non avevamo messo in cantiere. Ieri abbiamo avuto 400 defezioni ieri, non sono poche. Uso pedemontana 400, sì. Non sono poche. Il direttore generale dell'US7, Carlo Bramezza, conferma le centinaia di defezioni che riguardano quasi esclusivamente gli over 80, ma i motivi di questa ondata di no restano misteriosi. E della presenza dei Novax, tra questi ci sono anche tanti operatori sociosanitari che lavorano ad esempio negli ospedali oppure nelle strutture semiresidenziali per anziani. Il governo si dovrà esprimere proprio in questo senso e a questo delicatissimo tema è dedicato il sondaggio di questa sera di Ring. Sanitari Novax, una legge per imporre il vaccino in corsia? Diteci la vostra come sempre con una chiamata che vi ricordo essere gratuita utilizzando i numeri che vedete in questo momento in sovraimpressione per dare una risposta affermativa oppure negativa. L'esito del sondaggio ovviamente sarà questa sera nel corso della puntata di Ring. Intanto la Regione ha realizzato un video tutorial di una trentina di secondi per aiutare a capire come funziona il portale per prenotarsi. Ora entriamo in ospedale, vediamo di capire se le strutture sono arrivate a un punto di emergenza oppure no e quali sono le caratteristiche di chi si presenta contagiato dal Covid. L'età dei ricoveri si è abbassata nell'area non critica, ovvero abbiamo una maggiore incidenza della fascia sotto i 70 anni. In Veneto la maggioranza relativa dei ricoveri per Covid, poco più del 30%, riguarda la fascia d'età che va dai 45 ai 64 anni. La fascia 75-84, che deteneva la maggioranza relativa durante la seconda ondata quest'inverno, è invece scesa al terzo posto, scavalcata anche dai 65-74 anni. E penso che il vaccino incida, nel senso che iniziamo, penso, ad avere i risultati del vaccino sapendo che le categorie prevalentemente vaccinate sono quelle superiori agli 80 anni e alle persone fragili, quindi che erano quelli più a rischio. Il numero di ricoverati della terza ondata di coronavirus continua a salire, ma con delle differenze rispetto alla seconda ondata. Tra l'altro, secondo alcune valutazioni, potrebbe essere oramai vicina al picco. L'ospedalizzazione è in aumento in modo meno rapido rispetto all'ospedalizzazione di novembre, ma in continuo aumento. Quindi bisogna ancora stare attenti, mettere mascherine, distanziamento e frenare. Il rapporto di chi poi deve andare in terapia intensiva è più alto rispetto alla seconda ondata. Allora, il rapporto tra i ricoverati in area non critica e le terapie intensive è similare a marzo ed è inferiore rispetto a ottobre-novembre, ovvero ottobre-novembre avevamo un numero di ingressi del rapporto superiore in area non critica rispetto alle terapie intensive. In questo momento si nota un rallentamento, una crescita meno veloce in area non critica rispetto alle terapie intensive nel loro rapporto. In contatto diretto l'assessore regionale al turismo del Veneto Federico Caner con il ministro invece Massimo Garavaglia per raccontare la delusione, la rabbia degli albergatori del Veneto. Non è possibile, ha detto Caner, chiedere a italiani e veneti l'ennesimo sforzo anche per queste vacanze di Pasqua e poi consentire di raggiungere un qualsiasi aeroporto per prendere un volo e raggiungere una meta turistica al di fuori del paese. Bene, in questo senso il correttivo annunciato questa mattina dal ministro Speranza, che dispone per arrivi e rientri da paesi dell'Unione Europea tamponi in partenza, quarantena di 5 giorni con ulteriore tampone al termine. E c'è una nuova truffa, andiamo a Villa del Conte, un SMS che invita alla vaccinazione. Vediamo di cosa si tratta. Il messaggio è questo: arriva da un mittente vac.covid e invita a cliccare e inserire un codice per confermare l'appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus.
Si tratta però di una truffa, scoperta grazie a un trentenne di Villa del Conte che dopo aver ricevuto via SMS questo messaggio ha avvisato il sindaco Antonella Argenti, che in poco tempo ha portato alla luce l'inganno. Un cittadino mi ha contattato ieri sera dicendomi: sindaco, cosa sono questi messaggi? È l'ULSS 6 che ci avvisa che possiamo fare il vaccino quando io non ho ancora prenotato per nessuno e non rientro tra le categorie che in questo momento possono fare il vaccino? Chiaramente rispondo assolutamente no. Cliccando sul link viene immediatamente rubata l'identità tramite il cellulare della persona. Il sindaco ha fatto una serie di verifiche, contattato i tecnici dell'ULSS 6 Euganea e sentito la polizia postale, per questo precisa. Si tratta di una grandissima truffa, in quanto l'ULSS 6 Euganea non dà messaggi per i quali chiede la conferma, ma dà solo messaggi di prenotazioni avvenute, quindi informativi, per i quali non bisogna compiere nessuna operazione. Questo cittadino, pur giovane, è in attesa di una chiamata per il vaccino che non è ancora arrivata. Come lui tantissime persone. Solo i canali ufficiali in questo momento danno informazioni corrette. Il messaggio di vac.covid che arriva via SMS va cancellato senza aprirlo e senza digitare alcunché. In caso di dubbi contattate la polizia postale. Siamo alla cronaca. Marta Novello, accoltellata circa una settimana fa, è stata sentita questo pomeriggio. Vediamo. Finalmente Marta ha potuto parlare. La 26enne accoltellata lunedì scorso a Marocco di Mogliano da un ragazzino di 15 anni nel tentativo, ipotesi più accreditata, di rapinarla mentre faceva jogging, è stata ascoltata nel pomeriggio per 3 ore. Il via libera è arrivato dal PM in mattinata dopo che la ragazza, le cui condizioni si erano stabilizzate dopo il delicato intervento chirurgico cui era stata sottoposta, era stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di seconda chirurgia. Per lei è iniziato un lungo percorso di riabilitazione fisica e psicologica, tanto da ritenere ora maturo il tempo per poter essere sentita e raccontare la sua verità. Solo Marta potrà confermare il capo d'accusa della tentata rapina, a cui segue quello del tentato omicidio. Solo Marta potrà confermare il capo d'accusa della tentata rapina. Come è andata veramente quella sera? Che cosa le ha detto quel ragazzino quando si è avvicinato? In che momento ha estratto il coltello? Per ora nessuna notizia trapela dagli investigatori. Questo pomeriggio i genitori non erano con lei. Marta è stata sentita dai carabinieri di Treviso guidati dal comandante Ermanno Magistris, dal reparto analisi criminologiche di Roma e dal PM. La sua testimonianza sarà decisiva per la posizione del quindicenne accusato anche di tentato omicidio, ora in carcere. Sono stati arrestati gli autori della rapina della scorsa settimana ai danni di una 68enne a Noventa padovana. La ricorderete. Vediamo. Aveva suscitato molto scalpore e preoccupazione la rapina in casa di una 68enne a Noventa padovana la scorsa settimana. I modi aggressivi dei rapinatori, che avevano immobilizzato la donna alla poltrona con dello scotch portato da casa, avevano colpito l'opinione pubblica. Manuel Isidoris, di 38 anni, e Luca Borgato, di 48, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati e portati alla casa circondariale di Rovigo dopo una veloce indagine da parte dei carabinieri. La conoscenza del territorio da parte dei carabinieri che quotidianamente svolgono un servizio e la raccolta di quelle informazioni in questo caso è stata fondamentale, perché dalla conoscenza del soggetto e quindi poi l'approfondimento di questa conoscenza mediante gli ausili tecnici che abbiamo ci ha consentito di delineare in maniera quasi completa i due soggetti e la dinamica dell'evento sotto il coordinamento della Procura di Padova del dottor Roberti. I due si erano introdotti in casa della 68enne e dopo averla immobilizzata le avevano sottratto soldi, bancomat e generi alimentari per fuggire poi con l'auto della vittima. La descrizione dettagliata data dalla donna dei due aggressori ha consentito di avviare velocemente le perquisizioni a carico dei due. Perquisizioni che hanno quindi permesso di ritrovare parte della refurtiva, non le 6 teglie di pasta fresca però, che erano già state consumate. La vittima conosceva uno dei due arrestati, il 38enne Isidoris, a cui anni addietro aveva affittato un'abitazione. Dei due rei che in quel momento erano travisati da passamontagna, indossavano i guanti, e la testimonianza che ha reso la signora e la sua descrizione dettagliata della corporatura ci ha dato sicuramente un grosso aiuto nella parte iniziale delle indagini, che poi, unita ad una conoscenza del territorio approfondita da parte della locale stazione Carabinieri,
ci ha consentito in pochi giorni di identificare i soggetti. Grazie alle perquisizioni, i militari dell'Arma hanno inoltre recuperato e restituito alla vittima anche la vettura rubata dal duo criminale che era stata abbandonata in un parcheggio pubblico a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Cocaina e marijuana in centro storico, andiamo nel veneziano, la droga veniva trasportata con i barchini, oltre un anno di indagine per arrivare a scoprire la verità. Oltre 100 poliziotti hanno eseguito dalle prime ore del mattino una maxi operazione antidroga nel cuore di Venezia. Le indagini, durate un anno, sono state condotte dai poliziotti della squadra mobile e dirette dalla Procura distrettuale antimafia e hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un gruppo organizzato che gestiva il traffico e lo spaccio di cocaina destinata al centro storico lagunare. Un livello organizzativo tale da consentire in termini di capacità di piazzare sul mercato veneziano all'incirca 2 kg di cocaina al mese. 13 le persone arrestate, 3 non ancora rintracciate, tutte di origine albanese, tra cui molte lavoravano nel centro storico sfruttando la copertura di un normale impiego per potersi muovere liberamente, trasportando la droga anche con i barchini per consegnarla nei luoghi prestabiliti o a domicilio. Molto abili nell'aver blindato le comunicazioni tra di loro, ecco perché gli agenti sono tornati a utilizzare il classico metodo di indagine. A un certo punto le attività, quelle tecniche, non hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di indagine, per cui siamo dovuti ricorrere alla vecchia maniera, al pedinamento e all'osservazione, che comunque hanno dato degli ottimi risultati. In tutto sono stati sequestrati 3 kg di cocaina pura all'80% e 1,5 kg di marijuana. I clienti ricoprono ogni fascia d'età e le professioni più diverse. Delle 16 persone per le quali sono state emesse le ordinanze, a 9 viene contestata l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La rete di soggetti avrebbe una struttura solida, piramidale e organizzata, suddivisa per compiti e 3 livelli. Era rappresentata da una base più ampia che è costituita essenzialmente da soggetti che sono spacciatori di piccolo cabotaggio e anche assuntori nello stesso tempo. Un livello intermedio che rappresenta il trade union tra il vertice e la base, e quindi qui la considerazione importante in termini di comunicativi, cioè il livello superiore non dialoga mai e non comunica con la base della piramide, e al vertice troviamo persone di un certo livello, un certo spessore, di notevole spessore. I carabinieri di Zevio, siamo nel Veronese, hanno arrestato un cittadino svizzero di 57 anni che è entrato all'interno della parrocchia, si è confuso tra i fedeli per poi entrare in sacrestia e rubare alcuni oggetti, e le offerte scoperto dal padre parroco lo ha aggredito per poi fuggire. È stato trovato dai carabinieri a pochi passi dalla chiesa, è stato arrestato. Per lui è scattata la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Zevio. Ci fermiamo per la pubblicità. Ripartiamo da Verona, ben ritrovati. 11 militanti di Casa Pound Italia sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Verona, che questa mattina ha perquisito il mastino locale nel quartiere di Veronetta, considerato sede operativa della sezione scaligera di Casa Pound Italia, blocco studentesco. L'indagine è nata dopo che la sera del 2 dicembre scorso era scoppiata una lite tra una ventina di giovani che si erano lanciati bottiglie di vetro e sanpietrini in piazza Santa Toscana a Veronetta. I giovani erano fuggiti. La Digos, attraverso la visione delle immagini delle telecamere della zona, ha permesso di accertare che alcuni militanti della sezione scaligera di Casa Pound avevano prelevato oggetti all'interno della sede per poi dirigersi compatti a fronteggiare un gruppo di giovani della frangia antagonista della sinistra scaligera, che aveva da poco affisso volantini contro l'estrema destra veronese. Durante le perquisizioni odierna sono stati trovati caschi, aste e bastoni. Gli 11 indagati, tutti residenti nel Veronese e nel Cesenate, hanno un'età compresa tra i 17 e i 24 anni. Andiamo nel Vicentino, avance pesanti, palpeggiamenti continui. 43enne denuncia il coinquilino ai carabinieri.
43 anni lei, una trentina lui, l'accusa di quelle pesanti, violenza sessuale, la denuncia nei giorni scorsi ai carabinieri di Vicenza. Il racconto della donna parla di palpeggiamenti, avance pesanti e continuate fino a destabilizzarla, creandole ansia e paura. Una conoscenza la loro sul luogo di lavoro di lei, un rapporto che diventa amicizia, ed è così che, sempre nel suo racconto, per dividere le spese di un appartamento, si ritrovano sotto lo stesso tetto, ognuno con la propria camera e bagno, unico ambiente in comune, la cucina. Una convivenza che per la donna diventerà un incubo fino a richiudersi nella propria stanza, a fare la doccia di notte per evitare di incontrare il trentenne che nei mesi di convivenza avrebbe fin da subito mostrato un lato ossessivo verso di lei, con atteggiamenti e affermazioni a sfondo sessuale pesanti. Olimpiadi Milano Cortina 2026, ecco il logo che ha vinto. Hanno vinto il color ghiaccio e quella stilizzazione elegante. Ha vinto un nome che richiama i grandi progetti, la voglia di guardare oltre. Più di 850.000 voti online dopo il lancio della gara per la prima volta nella storia tutta virtuale e il 75% delle preferenze da ogni parte d'Italia e da altre 168 nazioni ha premiato in poco più di 2 settimane Futura, il logo ora ufficiale di Milano Cortina 2026. Vittoria sull'altro emblema in concorso, Dado, che presentava i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontati da un fiocco di neve azzurro. In tempo di pandemia anche l'annuncio è stato virtuale al Salone d'Onore del CONI in collegamento con la sede lombarda di Milano Cortina. Padrone di casa il numero 1 del CONI Giovanni Malagò e la neo sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Un cielo eccezionale. Un logo che si sdoppia, accanto a quello color ghiaccio delle Olimpiadi, una variante con i colori dell'aurora boreale per le Paralimpiadi. Futura, perché il futuro è una vittoria di tutti. Anche in piena guerra al Covid è tempo di pensare al futuro e la metà veneta del grande progetto sa che il traguardo si avvicina sempre di più. Il territorio del Veneto, la città di Cortina si stanno preparando al meglio. Un grande lavoro di sinergia, un lavoro di squadra che è quello che poi ha consentito alle due città e alle due regioni di vincere e di avere l'assegnazione di queste fantastiche Olimpiadi. Anche in zona rossa l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Rete Veneta Sant'Artemio con il Banco Solidale Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, sarà aperto mercoledì per consentire alle centinaia di famiglie bisognose che ogni settimana vi si recano di ritirare la borsa della spesa. Anche in zona rossa quindi Banco Solidale in via Caldibreda aperto mercoledì dalle 9 alle 17 con orario continuato, sempre possibile raggiungerlo trattandosi di una motivazione di necessità. E questa sera torna l'informazione di Ring 21 e 15 con Ferdinando Avarino, Carlo Nordio, editorialista del Gazzettino, il senatore Andrea Ferrazzi, Partito Democratico, l'onorevole Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega Nord, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Federica Tofanin e Ilaria Marchiori del gruppo Media Nord-Est. È tutto per questa edizione, vi lascio l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ultimo giorno del mese di marzo con l'anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, a garanzia di un bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un contesto decisamente asciutto e stabile con un ampio soleggiamento, come vediamo, un po' su tutti i settori della nostra regione e il cielo sarà sereno o velato. Locali foschie in pianura nelle ore più fredde. Temperature dal sapore tipicamente estivo, minime tra 5 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con il sole che sarà assoluto protagonista, il cielo sarà sereno solo con qualche innocuo addensamento.
Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 19-23 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 7-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.